Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, de su 2018, articolo 22. In sa puntata de oggi, eusa scoperri sa regione de su Mandrolisai, in sa parti centrali de s'isula. Su sartu cosa sua est ancora sa incontaminau e connottu meda po su binu Mandrolisai. Esa cumenzai de Biregoncasa, in su comunu de Sorgunu, chi cumpruzu de 200 verdas vitasa e si su situ megaliticu prummannu importanti de tutta sa Sardigna. In Cunisi, eusa piri puru sa chiesa de Santu Mauro, con nota poteni sa rosone prummannu de tutta s'isula, e possava sta manna chi si fari d'ogni anno in maio. Accanto a sa chiesa, si usa mostrare su proto nuragi italei, fatto a singhizzu de sedati nuragesa. E ho visitato pure sa vita de Sorgunu, a onde dogliare ancora sa stazione ferroviaria de su 1800. Poca bai, si usa andato in sa bidigedda graziosa de Allai, a onde dogliare sa domo dell'inna in una matta, s'unico de sa Sardigna, e posta proprio accanto de su Frumini. Sempre in Allai, si ho passato a biri su ponti d'età romana. Benei con nosusu. Cunis comunus de Ortueri, Azzara, Sorgunu, Tonara, Desulo e puru Samugheo, su Mandrolisai esti una de sa regionis storicas e geograficas pru centralis de tottu sa Sardigna. In oggi agattaus in montis pru sartus de s'isula, ma su logo è caratterizzato pure de montigeddus de sa vroma Drucci, a undi due punti i pingias chi vainti su Mandrolisai. Su Mandrolisai di fatti è un binu nieddu chi è sa risultato di una mesturu de aginas de tipologia differenti. Commenti su Muristellu o Povali, commenti su Gannanau e sa Monica. E oggi è uno dei sbinuniedus pur sappeziaus de tottu sa Sardigna e chi beni ribendiu in tottu su mondo. Biregoncas esti in su sartu de Sorgunu, a intrus de Nuvadenti, Mannu, de Iligi e Chercus, e pare di un paesaggio proprio de fiaba.
E dove est noi su sito megaliticu più mannu e più importanti de tutta sa Sardigna e tres più de importu de tutto su Mediterraneo. Est un luogo onde in uno scanto de ettaros agattaus arrastus de su passaggio de s'omini de su Neoliticu finzas a s'edadi nuragesa passendi po s'edadi e s'arramini. Ma s'importanzia per un manna de bire concas, un omini che antidonau, is anticus, forse si può sa presenza de isperdas chi assimillanta a concas de hominis, difattisi biro e concas, est un omini che indieniri de sabia de is concas, esti stetiu bivio prima tutto proprio in su Neoliticu nou. Quando in Sardegna doviera sa cultura de santumiali diozieri. A intrus de su 4000 e su 3500 annantisi de Cristo, agattato su fenomeno de su megalitismo. In Sardegna dovuti prusomanco milli perdas vitas, ma proprio noi, in su centro de sa Sardegna, teneus su logo a onde indicontaus de prusu, postus unu accanto a s'altro. Is archeologus difattisi anti scrovetto questo logo de maniera scientifica prusomanco 20 anni oi e anti sinnalau più de 200 perdas vitas de maniera de tipologia differenti. Si andara de cussus prus anticus de su 4000 annantisi de Cristo chi funti perdas de granito scetti traballadas, sbozzatas, finzas ai cussu brunosu, a undi bioso giai casi sa forma de somini, dunque sa con sa punta strinta e s'arresto de su corpus chi s'ammaniana. In un altro esabiri si riconoscere puru uno stocco, dunque sa seus giai in sedadi e s'arramini. Uno scanto de menirs funti torraus a essi strantagiaus des archeologus, prusomanco 15 anni oi. E is formas aghibieus funti varias, teneus is allineamentus commenti cussus e a travoltas bieus invecias i menir possus a circolo. Tecnicamente su nomini dei menir possus in circolo dinanta cromlech. Ma de onde indi arribara su fenomeno del su megalitismo? E cali esti sa tenta de isperda vitas? Po su chi spettera sa prima pregunta, depois usciri che due funti uno scanto de teorias. Una biris origini a Precitrocio, un'altra a Scuricatrocio, una che biri invece sa nascita in sa zona de su capezzus de sa Francia, sa Bretagna, onde doiesti su situ importanti meta de Karnak, con migliaia de menir. E doiesti un'altra teoria pure, che biri origini del su megalitismo proprio in noi, in Sardegna, e de noi si spainata in tutto su Mediterraneo. Posso che spettera invece era sa tenta de questa spertas, in cui sicuro due punti differenti di scuolas di pensamento. C'esti chi nibiri simbolus fallicus, dunque maschilisi. Atrus chi binti invece in questa sperdas proprio s'anima de is babaisi, de is antenaus. Non funti sicuramente tumbas, poita sutta is archeologus sgavendi non hanno mai agattau scheletrus. Atrus ancora binti allineamentus astronomicus, atrus ancora lineas energeticas, ma sa teoria più diffundia e sa più accettata del suo mondo scientifico e chi spertas vitas vunti accappiatas invece su culto dessa dea mamai, dunque depinti fertilizzai sul logo
Difattisi, in sa maioria delle leggendas capiatas e perdavitas in Sardegna su nomini esti femmininu, commenti Lugia Arrabiosa. A Biregoncas i menir, come intesunao a primo, funti de tipologia differentisi. Dusu biesu basciusu, artusu, a vortas prusu de 2 metrusu, traballausu bene, traballausu nu vagu aigu da manera. Sa maioria però tenniri una parti, sa parti de nantisi chiesti pratta e sa parti invece di appalasa chiesti convessa. Nunca saggiai cominciant a pigai sa forma de sa carena umana e difatti si disinnanta uru proto-antropomorfi. Toccarà naiga in oggi su logu e prenu de mattas. Sicuramente a sutta terra devunti atrus menir, ma non scetti menir, manca uru edificius sempre a capiaso su neolitico che ancora is archeologus depinti bogai a pillo. Proprio in sa parti centrali de gustu monti, de gustu guccuru, doi vunti verdas e moi croccadas che deniti forma de circulu e dunque si pensa raga su Sancta Sanctorum partiri dengunis a palas e a tipo raggera espertas vitas accompagnanti proprio dotto gustu monti finzas arribai a sa parti più bascia de gustu monti. La storia de sa statuaria antropomorfa in Sardegna nasce in su neolitico nou, ma s'adelanta da finzas a sedadi e sarramini, dunque s'adeneus più de 1000 anni de adelantamento. Is prus antigus esobiu funti traballaus a guda manera e a bellavello arribaus ai gustus chi funti proto-antropomorfus, e stannaiga teniti sa parti bascia manna e tendere a si slangiri in sa parti arta, come chi vesseri proprio sa carena de un omini. Is ultimus vunti gussus chi naraus puru statu e steli. Custu chi teneus a Biregoncas e chi est uno dei più importanti, più interessanti, proprio in sa parti arta de su monti, teneri già sa gara de un omini con is ogus, i ciglius e su naso, dunque sa parte arta naraus è questa chi sa capiere de brusu a sa forma umana. E in sa parti centrali teneus puru una resoia con su maingu e sa lama, bolinaiga sesu giai in sedadi e sarramini. Su maingu mancai furavattu de linna o de ossu, invece sa lama fatta de metallu. Qualcuna cosa simile gusto esiste agattata chiaramente in su Sarcidano. Conosceus voi su museo de sa statuaria antropomorfa in Laconi, in su Sarcidano, e a fora de sa Sardigna pensai gattaus custas pertas con stoccus o spadas in Corsica, in Etiopia, ma is più simili vunti in una zona chiesti in Salacana, intrus de sa Toscana e sa Liguria, che dinanta l'Unigiana. A Pontremoli dove est un altro museo archeologico onde vunti esponitas statuas a commenti custa. A parte is prus de 200 verdavitas chi funti spaenadas in quest'area, dove funti puru atrus arrastus de differenti epocas. Dove sti puru un uragi sderruttu con uno scanto de barraccas de sa proprio edadi.
Ma i archeologi si sono concentrati in Icicasa proprio noi, in sa parte centrale del suo parco. E sgavendi più di 1 metro di profondità, anti boga appillo una muraglia che tiene una forma più manco e ellissoidali che si è fatta, pensai, milli anni ago esperta vitas. Se la società dei Sarramini, dunque, passato da una società che è pacifica, cappiata a sa fertilità, a su culto del Sadea Mamai, ma con sa scrovetta dei metallus dei Sarramini di Bessiri prusa fracosa. E proprio in questo periodo, in suo terzo millennio annantis de Cristo, dove esti proprio s'appretto de s'amparai mellus, manca de altre popolazioni. E in questo periodo dunque che nascenti in muraglias come in Tigusta o come in Tigusta del Monte Baranta a Olmedo, accanto de Salichera. In oggi è tanti fatto, anti torrà un perai sperda vitas sacras del Neolitico e altre sperdas sfericas con coppellas e poi vai questa muraglia che si longa prude sicuramente poi moi 60 metri. È una desintradas che sti a scuricadrogi è proprio questa, come tipo esibire in oggi dove esti ancora a desgavai. E scioso che si intrada poitta anti un perà una verda vita di su Neolitico a commenti architravi. Dunque questo luogo è passato da essere una area sacra in sa cultura dei santumiali diozzeri a un'area invece con una funzione più civili e militari in Sedadi e Sarramini. A pruso manco 500 metri di distanza del santuario del Santo Mauro, in pizzo di un monticello accanto di un rio dove esti samizza del Santo Mauro, dove esti su Brottonuragi Talei. Su Brottonuragi Talei è uno dei melus allogausi di dotto sa Sardegna e come ti dotto is Brottonuragi, dunque costruito a su manco 200 anni prima dei nuragisi più antichi, tenere una forma che non è circolare ma ellissoidali, con due sennas, una a nord, che è gusta, con sarchitravi che non teneri, come tipo esibire, sa ventanedda di scarico, e un'altra entrata invece a sud, che è arrimata a una verda di granito naturali mannameda, che vigara già edotto sa parte del suo cuccuru de questo monte. Una cosa curiosa è che è stata rara questa scritta di DT d'oggi noi 51. Esti sa data degando in Ogiburu, quando con sa fondazione Rockefeller anti-decidio de eliminare sa malaria in tutta sa Sardegna, anti un perao su DDT, funti partiuso de cittadisi de viddas e funti ribaso pure in Susartu e non anti risparmiao ni manco in uragisi o sprotunuragisi commenti curso de da lei. È stato oi pruso manco 8 metri e sapere che a differenza dei nuragisi teniera scetti due pranus, su brano terra, onde sapere saprata banda, e invece su brano dessuso, onde dove era sa terrazza. E mo intrauso comunque pobiri a commenti è stato lantau in sa parte interna. Un'orta che è superau Senna, a mano manca che ni intrara, dove esti su Vanus Calera con più di 10 gradinus,
chi si permette dell'ompin sa terrassa. Sa terrassa è sul luogo che un peranta de brusu, poiché dove era luogo po si muovi e in brusu denguni si podiano dominare tutto su territorio a in giro. Invece è molto rende a calai in suo passadizzo e su avere come su spazio è più meta. Se tornato a calai de sa scalera chi esti a intrusu dei murus e s'agattausu a singhizzu in un passadizzu che esti strinto e chi agoa de 1 metro s'ammaniera finza a creare una specie di apposento che non esti proprio de forma tunda ma de forma ellissoidali. Soprattutto nuragi esti una via de meso entro s'antico megalitismo, chi vorresu ancora biri in sagropettura, chi mantenni di sa banda, e su ciclopismo, che invece era biri isperdasa, pru traballadasa, dispostasa a filarisi. Difattisi isperdasa pru pitticasa, sticchiasa a intrusu desi stampusu dei filarisi. I moi però, besseusu dessa struttura e lompeusu a senna chiesti in sul lato sud. In s'ultimo parte del suo rotonuragi, s'agropettura andessi sderrutta, po' causas pensausu naturalisi. E un'orta a foras s'agattausu in sa parte a sud, a onde doiesti s'altra entrada, che esti similare a sa prima. Tenesu sempre s'architravi, che è sa ventana de scarrigu, però sa cosa interessante è che a mano manca doiesti questa berda manna meda naturali a onde ante arrimau isfilarisi de pizzus. Sicuramente di dovunta su mancus altro 4-5 filarisi che permettianta comunque de amparare sa terrassa. In anni 90 hanno fatto pure uno scavo archeologico in sa parte del nord, onde hanno scavato una baracca chiari bogao pillu testus de argida datausu a su 1800 anantisi de Cristo, che dunque sa confermanta proprio sedati de su Brunzu Mesanu non scetti de questo protonuragi ma de tutto i protonuragi de sa Sardegna. Pro Santu Mauro in Maiu, fiores e profumos. Sa gente rira trumos su sagrado. Aici comincia sa poesia, Bandidos Passos, de su 1770, scritta de Subreri, poeta Bonaventura Licheri. Seusu in su centro de sa Sardegna, s'incruciata de streminisi de Azzara, Sorgono e Ortueri. E in oggi teneusu una gresia speciale costruita in sa metà del 1500 dell'architetto militare Giorgio Palearo Frattino, che era traballato in Sardegna a sutta del suo re de Spagna Filippo II. Esti una mestura de tipologias architettonicas differenti, teneusu su tardo gotico, su barocco e pure su manierismo. Esti una gregia che esti fatta con perdas vulcanicas de colori rosa e grigio, che arrivano forse de sa zona de Vordongianos. È stata più o manco 10 metri e in pizzus a su centro
Tenesu una particolarità. S'arrosoni prum'annu de tottu sa Sardigna, punti pensare 2,60 m de largaria. Teniri dus angiulus, come ti vuoi esibire, ai latus. Sa gresia se teniri in giro, uno scanto de contraffortisi, e poi ampuai e arribai a senna principali, depesu vai una scalera che partiri con due lionisi che denniti su stemma de Aragona. In bascius, a manu manca, doieste pure un arrasto prus antico, e si sta steli, centinada de sa tumba de giganti de Fontana Morta, che è statesu de noi uno scanto de centinaia de metros. Ma sa cosa più interessante è che Santu Mauro non è scetti una gresia, è un novenario, un luogo a cui ogni anno si va in tre feste. Sa prima, su 15 di gennaio, con Santu Mauro des Dolos, sa seconda, sull'11 de Sanggiulu, con Santu Mauro des Frores, e l'ultima, sa più frequentata, Santu Mauro Enrico, che si vari l'ultimo domenico del mese di maggio. Santu Mauro è un novenario e sta naiga in giro de sa gresia teneus iscumbessias e muristenese, domus viticheddas, chi tenenti sa grovettura fatta dell'inna e de teulas, e che tenenti sa funzione di ospitai pellegrinus. Pensai che a Santu Mauro è un santo taumaturgico, veniera invocau de saggenti po sisanai, spezia Santu Mauro des Dolos. E sceso pure che a primo de sa festa de Santu Mauro Enrico, is feminas de sul logo lompianta in noi e poi in noi si di a Goa. Primo però de sa festa, preparendi, preghendi, fenta su giro de sa gresia inginucadas, po arriciri su voto. Quando va dianta sa festa de Santu Mauro Enrico, di arrivare a gente de tottu sa Sardigna, pensai dove vianta es feminas de Busacchi con is testingius, o i milesus con carrus de arangius, o ancora i desulesus con ainas fattas dell'inna, commenti istallesi. E drumianta e bendianta sa cosa a intrusu dell'Ozas, che funti questa domigeddas obertas, commenti vainti ancora oi in is festas. Forse sì, depesu pensai che questo luogo, commenti tutto il logus sacrus de sa Sardigna, non funti scetti santuari su po pregai, ma pure occasioni po scambiai i mercisi, i produsius, sempre però sutta de sogu de sa divinitadi, in questo topo Santu Mauro, che de privai proprio de garanti po se qualitadi de su scambio. In tutto il murus de sa gresia poris veri pure uno scanto de incisioni scrittas, lassausu de tutte le persone che passaiant in noi e che mancai bollianta sa grazia de su Santu Mauro, che è rappresentato in una statua linea che doieste entro su de sa gresia con un bastone, una sorta di gruccia, poeta esti pure su santo patrono dei Zoppus. In idisi de sa festa, a goa de sa missa, sa gente che teniera maladias, is gambas o is brazus, appoggiara sa parte maladia a uno arrogo che tenia sa forma de braccio o de gamba, fattas dell'inna oppure de gasu e pedia da susanamento.
Una cosa interessante è che sempre questa festa di Santu Mauro a maio, in oggi si vadia da sa fiera de su bestiamini prumanna de dottus Isula, di arrivare a gente de dottus a Sardegna, con istraccas e scarrosu, e oggi sa campanta con istendas, paria di areru un villaggio che bies un film western. I primi 3 disi fianta dedicadas a sa vendita de squaddus e i altri 3 disi a sa vendita de i boisi e i baccas. Questa fiera non si va ripruso, è vero, de sa metà del 900, ma comunque chi benesi noi po sa di dessa festa di Santu Mauro e sagattai venditori e gente chi in da proli era de dottus Isula. Sorgunu est considerata come sa capitale storica dessa regione del Sumandrolisai. Tenniri sa prettura, s'ospedali, ma dove è un luogo che da fatta conoscere in tutto il mondo. Sia su questionendi dessa stazione di Strenoso, fatta a capo del 1800. Ora diventai con nota po su fatto che noi in su gennaio del 1921 è arrivato David Herbert Lawrence. David Herbert Lawrence è considerato come uno dei scrittori ingressi più importanti dedotto singizzo del 1900. A guarda un viaggio piccolo in Sicilia, arriva con un piroscafo in Sardegna, in Casteddu. Fai un viaggio che durerà 9 mesi, partendo da Casteddu e arrivando vinzas a Terranova, sotto a Liolbia. A intruso di questo viaggio, fatto con Samuleri, Frida von Richthofen, Sannetta de su Baroni e Rubio, sarà frimai po una notte pure noi assorgono. A dormire in una locanda che dinaranta il risveglio e qui moi esti un perada commenti un bar. Questa ferrovia che è stata fatta a capo del 800 grazie alla società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna ha permesso a sorgono pure, a commenti tutti i travidas dessa parte prosinterna dell'isola, si pone in comunicazione con Purus Agostera e città di Siprumannas. Chi va assai visivo a Sorgono entra dentro su questa stazione può esibire gli edifici, ma pure questa locomotiva antica un perara finza a esprimere anni del 900. Questa stazione resti lunga più di 1 chilometro. Parti da Obregidrojo, onde due punti deposito su cussu dei mezzo e cussu poss'acqua, e onde dove è pure la biglietteria. A Saccabu, onde dove è un viale con mattas de nuci, dove è la piattaforma che gira, una piattaforma con rodas de ferro, e quando su treno arriva in noi, itavianta. Du giranta a mano po du vurriai e dove torrai a goa. E sempre in Gunisi, proprio a capo della stazione, dove esti cusaina de ferro,
dopo niente proprio a Singhizzo del suo treno e servire a sperare Saini quando in tutto sa bravagia e su Mandrolisai non fai a camminare proprio pomori de Sanni e questo era un modo proprio per seguire a bettire persone di una vita satra. Ed essa stazione che sti proprio in mezzo de Sabida desorgono, ci sono andato in Susartu a uno scanto di chilometri. In oggi per esibire mattas de Gherchi o pingias. Ma la cosa più importante è sicuramente la gresia de Santu Giacco. Questa gresia nasceva proprio accanto ad una bidda che di Narianta Spasulè, un nome paleosardo. Spasolè è stata vivia fino a Prusomanco a Singhizio del 1700. Agora è stata abbandonata. Forse si per un'epidemia, forse si per altro per colpa di un bandito che ha bocciato i bividorisi. Comunque, una parte dei bividorisi si sono trasferiti in Sabida de Donara. Su Chiavarra oggi, de Spasulè fu uno scanto de Muricedus dei Domus, ma pruschidotto sa gresia del Santu Giacco. Sa gresia del Santu Giacco, l'antivata in età di medioevali, è stata sderruta poi uno scanto de seculus e tornata a fare a Singhizio del 900. E si una gresia simprimeta, fatta de verda de granito o de ignimbritis. Tenere una forma rettangolare. Esti longa prusomanco 20 metri e in sa parte di palas dovunti due contraffortis. Questa gresia poi è aperta a scetti per sa festa dedicata a Santu Giacco. In uno dei punti più alti del suo luogo d'esorgono, a 1000 metri di artaria, dove è un panorama manumeta che arriva fino a Susinisi, dove è la gresia de Sa Madonna de Itria. Non sceso esattamente quando Dante vregata, forse in su Mesuevo. Sceso però che in su 1870 è stata abbandonata e è stata sderruta per uno scanto di anni. Fino a su 1910, quando Dante tornava a fare, commenti sinara questa scritta in pizzo de Senna, a un dito è proprio stata data 1910. In quest'anno Dante tornava a fare tutta questa gara con su stile narasa a capanna e due campanili a vela. In su 1870 Anti portau in un altro luogo, ma non sceso a ondi, sa statua di Sa Madonna de Itria, con su Durcu e su Scrau. In su 1910 Anti torrau a comporai queste statue e ogni anno, su 13 dei Capodanni, fanno sa processioni, portano le statue dessa gresia parrocchiali, desorgono, fino a noi a parlare a dì e a tornare in Sabida. O essa gresia, come ti può esibire, teneri tutto, sperdas de granito che esibinti, forse in origine fiera tutto a fardassata. E essa parte di Palasa può esibire due absidi in parti laterali e un'altra abside invece in sa parte finale della struttura.
Allai est una bidda pittichedda de prusomancu 400 bividoris in sa regione storico-geografica de su Barigadu. Chi passais noi potesi visitare su museo archeologico, su ponti a Romanu, ma in questa bidda agattais una curiosità. Esti sa domu fatta in Sammatta. Questa struttura è stata progettata del suo studio Abitalbero, grazie a un contributo delle amministrazioni comunali di Allai e del Sente Foreste. È una domu fatta in 3 pranus, in una matta di eucalipto, alta prusomancu 10 metri, proprio accanto de Sarriu e Massari. È la prima domu pubblica fatta in una matta e da vorrei visitare tutti i disi a tutti i oras. Dunque, chi ci caisi pagi e a Seliu si consigliamo di visitare questa bidda e graziosa che è la bidda di Allai. A pruso manco 500 metri de dretto de sa bidda de Allai, poresi va a vacillare a vobiri su ponti de dadi a Romana. Is allaesus dinanta su ponti Becciu, stetiu fatto in sedadi romana imperiali, in secondo secolo a.C. de Cristo. In origine tenia scetti 4 arcadas e sceso che in su 1157 su giudici Barisoni primo di Arbarei di attorrau a fai, o meglio di restaurau a goa de una brena de Sarriu Massari, che è questo Riu, che è uno affluente de Sudirsu, aggiungendo 2 arcadas. Questo è sceso grazie a una lapide con un'epigrafi che si è agattata proprio in noi e poi è allogata in su museo archeologico di Allai. Su ponti era un luogo di passaggio importante che accappiata Forum Traiani, che poi è Forum Dongianus, con la Sardegna più centrale, con Austis. Che a s'epoca rappresentava proprio su Tremini a entro su de sa Sardegna romanizzata contro le popolazioni invece de sa parte più interna. In sa puntata generi, eus a fai tappa in isa regioni de su Marghine e de sa Bravagia, in su coro de sa Sardegna. Eus a comenzare su viaggio de su sartu de Bolottana, a undi a intrus de su valenti de Burcoso, eus a visitare su villaggio de Padrumannu e sa Villa Pirsi, tutti ed usu de proprietadi de Benjamin Pirsi, s'ingegneri che ha progettato a sa cabu de su 1800 sa prima linea ferroviaria de sa Sardegna. Sempre a intrus de su patenti, si a fai biri sa matta de Tasuru prus antica de Sisula. In sa bidda de Birori, eus a scoperri su dolmen de Sarbogadas e in Duaichi su Nuragi Pontes, uno dei più bellus e mannus de sa Sardegna. A sedilo si fatesu conosce su santuario de Santo Antino, a undi d'ogni anno si vari sa cursa de squadus, chi dinanta Ardia. Poca bai, si andaus in Ozzana, con nota voi scarazzas de su Boe e de su Merdule. E possa gresa de Santo Nicola, in noi doiari su retablo con sa pintura de Mariano IV. Po questa puntata è tutto.
Si salurasu, si torrasu grazias e si cumbirasu a si seguire in sa prossima puntata. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, in Prentas 2020-2021, Lei regionali 22, del su 2018, articolo 22.